Ci spiace per i tuoi gnocchi e proseguiamo insomma con te. Noi ci siamo goduti nel frattempo la tua telefonica e quindi il trailer di Stand Up. Come nasce l'idea di una cosa del genere? Insegnami questo almeno. Come nasce l'idea di stand-up? Sì, Stand-up nasce dal bisogno di viaggiare. Io sono finito in TV grazie al mio desiderio di viaggio. In quegli anni lì, ero 99, ero partito a fare il giro del mondo in Vespa con degli amici, poi dinamiche, insomma, di ricerca sponsor, perché poi il giro del mondo non erano riusciti a chiuderlo, una serie di dinamiche strane. E alla ricerca di sponsor, per una cosa e per l'altra, a un certo punto ci siamo trovati a lavorare su NTV, poi da NTV le Iene, e quindi è sempre rimasto questo desiderio di viaggio. Con le Iene in realtà. Gip, ti chiedo, Sì, ma sponsor per cosa? Per darti la possibilità quindi della realizzazione di un format pagato, quindi spesato e quindi viaggiare o per che cosa? Anche perché mi chiedo, guarda, non prenderla come offesa, alla no, fin no. fine un pochino mi ci rivedo in te, scusa se oso, però trovare uno sponsor non è mai facile. Quello che avete sentito è la voce dall'interno. Sì. No, il sport Collegamento dal in realtà, gabinetto. il mio scopo nella vita è sempre stato quello di vedere cose nuove, quindi l'interesse di viaggiare, l'interesse di conoscere persone nuove, eccetera. Quindi gli sponsor servono che o nasci che c'è un sacco di soldi e che non te ne frega a seguire quello che papà Esatto, ti ha e fai lasciato, quello che vuoi. oppure se vuoi viaggiare purtroppo comunque sia tutto a un costo, farsi una pasta asciutto, avere il computer al quale stiamo chiamando, eccetera. Certo. Quindi queste delle dinamiche di O le sopravvivenza. telecamere che tu utilizzi appunto per i No, ma format. questo non me ne frega niente, quelle sono semplicemente un mezzo per arrivare al fatto di poter viaggiare. Quindi stand-up è stato semplicemente un pretesto e penso che sia stato il prodotto migliore che io abbia mai realizzato, nonostante non l'abbia visto nessuno. Il prodotto migliore perché sto fatto, siamo partiti in sei, poi alla fine siamo arrivati in tre, e non c'era nessuno della produzione, eravamo proprio sei amici che siamo partiti, ci siamo Sì, fatti dagli Stati Uniti fino al Costa Rica, quindi Guatemala, Honduras, sì, Nicaragua, hai, Messico. hai fatto un viaggio veramente fantastico. Io consiglio ragazzi, tutti voi, di andare a cercare in rete quindi stand up perché veramente ci sono dei posti, delle interviste, logicamente taglio Jeep divertentissime e i posti sono fantastici. Anch'io adoro viaggiare, quindi ogni volta che vedevo questi video dicevo bastardo. Allora, guarda che ti faccio i video, ti faccio morire, guarda che cosa c'è qua, guarda che bello questo. Vediamo se riesco a intuire. Guarda che bello. Mappamondo con tutti i posti dove sei stati. Guarda che Grande, bello. Questo è figata. Vedo un sacco di puntini rossi che appunto segnano dove sei stato, giusto? ma guarda che posti belli, tutta l'Asia, tutta l'Europa, è bello. Aspetta che rispondo un attimo al telefono. Ma guarda, ma volentieri, fatti tranquillamente gli affari tuoi, Aspetta. perché tanto siamo veramente in diretta streaming e questo veramente oggi è il puntatone dell'anno, mi viene da dire. Era mia moglie nel frattempo, le rispondo, eh. Ma Tu certo, non intanto, vogliamo, ma noi ci facciamo proprio gli affari tuoi, ci godiamo proprio abbiamo Jeep, ancora viva voce qua, caspita. Però nel mannaggia. frattempo, se vuoi io parlo, tu di quello che Jeep, secondo vediamo te. se riusciamo a fare un esperimento nuovo, cioè il fatto di vedere te che parli a tua volta con tua moglie e tu devi seguire Ah, sia caspita. l'intervista che tua moglie. Da quant'è che sei sposato? Mi faccio un po' gli affari tuoi, adesso faccio un po' il signorini della situazione. Non era mia moglie, era Silvia. Ah. Aspetta che devo passare Carlotta, la responsabile marketing per l'est. Ok, ragazzi, come avete ben capito, una puntata diversa dal solito. Allora, Dimmi, scusami, sto vai. facendo da 6 a 7 anni ormai, cavolo, Da tanta roba. 7 anni, caspita, ma allora cioè, hai questa scorza da, come dici tu, da cazzone, ma in realtà sei un ragazzo serissimo. 7 anni di matrimonio, ti faccio i miei complimenti. Hai anche dei figli? Te li faccio rivedere. No, era solo per sincerarmi che non li avessi rapiti quei ragazzini che vedo lì. Non si sa mai, insomma, con te. E nel frattempo ti faccio vedere che cosa c'è dentro il frigo. Ma grazie, ma grazie. Facciamo anche un po' di marketing, che così magari qualche supermercato o qualche produttore bastardo cambio subito. Per par condicio però dovresti avere anche una Pepsi, non mi sembra giusto, insomma, così adesso. Ma tu lo fai per avere la sponsorizzazione. Ma adesso ti ho tolto. Vabbè, dai, ciao, ecco qua, un saluto anche a te in fretta. Senti, Guarda che
ragazzi, qualcuno Resta a vuole te, un scusate. ottimo yogurt Müller. Guardate, molto più sapore. Io, Jeep, Jeep, Sì, Jeep, dimmi. secondo me è meglio Mila, come yogurt.